Votare sì al referendum costituzionale significa rafforzare l'autonomia e la specialità della nostra regione, significa confermare l'articolo 116 nella quale sono previste le autonomie speciali e quindi un dibattito politico che ha rafforzato la presenza delle autonomie speciali nello schema istituzionale di questo Paese, significa avere un riconoscimento di pari dignità rispetto al Parlamento e allo Stato con l'inserimento del principio dell'intesa, cioè la necessaria negoziazione e quindi consenso tra il Parlamento e il Consiglio regionale circa le modifiche dello Statuto, modifiche che dovranno essere apportate in una logica di revisione, cioè di aggiornamento della specialità regionale ai tempi che sono cambiati, all'architettura istituzionale di questo Paese che nel frattempo è evoluta, ai bisogni e alle aspettative della comunità che sono nuovi rispetto alle condizioni di 50 anni fa. In questo senso quindi una grande opportunità da un lato, dall'altro una garanzia per la nostra specialità. Dovesse vincere il no rimane l'attuale sistema, ricordo che con questo sistema il Parlamento può intervenire sul nostro statuto senza che il Consiglio regionale sia chiamato a pronunciarsi, quindi una modifica unilaterale che può portare, quella sì, al condizionamento politico nazionale relativamente al tema delle autonomie speciali, che sappiamo essere un dibattito politico aperto, con visioni diverse e con visioni purtroppo anche tese all'eliminazione delle condizioni di specialità per una rivisitazione complessiva del modello anche territoriale delle autonomie regionali.